Voci di corridoio che si trasformano in un interrogativo popolare. Oscar De Pellegrini sarà in campo per un secondo mandato a Palazzo Rosso o passa la mano? La verità è, come ho detto, in questo periodo io sono concentratissimo insieme alla mia maggioranza a portare a termine l'indirizzo del mio mandato, quindi lavori, opere e anche prospettive future. È normale che nel contesto ci sia anche il confronto politico per cercare di portare e consolidare questi frutti che abbiamo portato in questi anni e poi dare anche seguito. Però la decisione, ragazzi, decido io e quando deciderò di averla presa, sicuramente vi porterò a tutti quanti, attraverso una conferenza stampa, la mia decisione. Al termine del mandato manca un anno, non si fanno nomi per chi sarà il candidato del centrosinistra, mentre da più parti si avanza l'ipotesi che possa essere l'ex assessore della Regione Veneto Giampaolo Bottaccini il nuovo aspirante inquilino di Palazzo Rosso. Io vedo tutto questa comunicazione che secondo me è tra buttare avanti la palla, come magari alcuni pensano sia giusto, per me è sbagliatissimo. Da qui alla fine del mandato, che è l'unica certezza a questo punto, quale vorrebbe essere la cosa che riesce a portare a termine? Ma guardi, è un progetto che sta a cuore, è già qualche anno che ci lavoro, oggi è maturo, mi piacerebbe riuscire prima della fine di questo mandato, al di là di tutte le opere PNRR, tante che abbiamo fatto, illuminazione, tanto per il sociale, che è quello che sta emergendo ecco, sulla problematica sociale, ma soprattutto mi piacerebbe mettere la prima pietra o avere la copertura finanziaria della Casa delle Abilità.